Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti, imprenditori uniti, rigorosamente diretta da via Carlo Bellerio 41 dal bunker di Radio Libertà. Oggi a Milano anche il cielo piange, si dicono che c'è un'allerta temporale. In verità un sacco di persone mi hanno chiamato non ho potuto fare la grigliata il 2 giugno, dicevano che pioveva, invece non ha piovuto, pure il tempo ci piglia per i fondelli. Evidentemente l'avrà imparato da qualcuno, da qualche istituzione magari europea. Chi parla il vostro sparacazzate preferito, Federico, 0292947222, ripeto 0292947222 per dire la vostra in diretta, 340-670-9659, invece per i più timidosi che c'è WhatsApp, 340-670-9659. Ragazzi, siamo in periodo di dichiarazione dei redditi. Potete fare una cosa totalmente gratuita, una grandissima buona azione, è quello di destinare il 2 per 1000 per i politici alla Lega per Salvini Premier. Ma cosa c'entra? Cosa? Ve lo dico io, quei soldini in gran parte vanno per sostentare Radio Libertà, per pagare gli stipendi, tra cui lo stipendio della nostra Sveva, che è dall'altra parte del Chelo Legnoso, che è la nostra mitica regista. Senza persone come Sveva, come il nostro direttorissimo Giovanni Salusti, che Dio lo conservi, il nostro Giuseppe, il nostro Vincent, il nostro Sammy Varin, che a breve tornerà, gli diamo un abbraccio, un bacione a Sammy, forza Sammy. Tutto questo non sarebbe possibile. Ci sono persone come me che vengono a fare i volontari, però ci sono i professionisti di questa radio che meritano di essere pagati. Questa radio merita di essere viva, e potete farlo voi in maniera totalmente gratuita, cioè non vi costa nulla, è anonima. Che lo facciate al CAF, che lo facciate tramite il sito, è facilissimo. E così, insomma, mandate anche un messaggio ai simpaticoni della CGIL. A proposito del messaggio, noi continuiamo la nostra campagna per l'astensione ai referendum, che tanto la CGIL li ha voluti, quindi vi deve far sospettare, perché la CGIL dei lavoratori non gli interessa proprio una beata, e vi lascio finire a voi la frase. Quindi chiedo, disturbo un attimo la nostra regista per mandare il contributo audio-video che vi ricorda quello che dovreste fare. Ecco, io non sono come il compagno Landini, come il signor Landini che dà le direttive dovete. Voi siete liberi di fare quello che volete. Sappiate che vi fate male se andate a votare. Se avete voglia di dare l'Italia in mano al PD, a Eli Schlein per i prossimi 30 anni, andateci. Però sentiamo il contributo audio-video. 8-9 giugno. Lo sapete perché la CGIL e il PD spingono tanto? La CGIL perché fa tante tessere ai 2,5 milioni di immigrati che verrebbero inseriti nella cittadinanza. E il PD vuole i voti. Sveglia, non andate a votare. Ecco, sveglia, non andate a votare. Se poi qualcuno di voi invece reputa andate a votare, vi piglio a stampellate. Chi va a votare si piglia una stampellata. Ecco, il redivivo Mimmo Magnetta, che è ritornato, Sua Eccellenza il Presidentissimo Mimmo Magnetta, che è riuscito ancora qua, è riuscito a evadere dalla clinica psichiatrica. È il latitante numero 1 ricercato a Milano, e come fece Vallanzasca, che da latitante andò a parlare a Radio Popolare, Mimmo Magnetta ha detto: visto che ci sono, vado a parlare su Radio Libertà. Pensa che Vallanzasca evase dall'ospedale delle malattie infettive Bassi, che stava in via Livigno. Quando Vallanzasca evase, io stavo a giocare ai giardinetti, sentimmo dei colpi di pistola, io e i miei compagni di giochi. Ecco, allora Vallanzasca che era scappato, una delle sue tante fughe, perché una volta dalle galere si usciva anche, ma non ci esce più nessuno, perché tanto hanno tutte le comodità, hanno la televisione. Ora si sta molto bene. C'hanno anche i telefonini. Sì, anche le dentiere. Tante... No, è vero, quindi... bene, quindi sappiamo che tantissimi ci ascoltano dalle carceri, e salutiamo tutti coloro che ci ascoltano dalle patrie galere, come tutti coloro che ci ascoltano dalle Alpi all'Oceano Indiano tramite l'etero
di Radio Libertà. Ci dispiace per l'etero o l'etere? L'etero di Radio Libertà. Ci dispiace per quelli che la pensano diversamente, che questa gente pensano strano, però questo è un etero di Radio Libertà e a noi ci piace così. Ed è un etero in diretta per giunta. Hai Ecco. dato il numero della diretta, così chi vuole ci chiama. 0292947222. Mimmo, lascio a te iniziare, perché se no dici che poi faccio sempre io tutto, parlo solo io. Io dopo 24 giorni ho perso un po' l'abitudine a dialogare, a diacolare o a dialogare con le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sono un po' qua, sono ancora mezzo rintronato dalle fatiche che... Sì, anche perché, anche se si vuole parlare di qualcosa, ormai l'informazione è completamente catturata dai referendum. Io ho la mia carissima moglie che è un'attenta osservatrice, però è molto popolare. Ecco, io vado al mare invece. E la ringrazio. E in effetti lei mi ha detto una cosa, mi ha detto Federico, mia moglie viene dal nord, dalla Vichingia. Dal nord dell'Ausonia, ecco, così ci capiamo. L'Ausonia che è, scusa? Il meridione, l'Ausonia, l'Ausonia con la S, con la tura, l'Ausonia. E mi ha fatto in effetti intendere una cosa, ma ti rendi conto che stanno a parlare più di sto referendum che di tutte le altre elezioni messe insieme? Io alle europee manco sapevo che bisogna andare a votare, invece di referendum ne parlano H24. E in effetti, cari amici, noi vi invitiamo ad andare al mare, in montagna, dedicarvi alla famiglia, di fare le grigliate, potete fare un sacco di cose in questi 2 giorni. Poi tra l'altro la famiglia è importante, lo confermo. Mettere a posto il garage, mettere a posto la casa. Ecco, io vivo in 60 metri quadri, vi assicuro che vorrei avere un sacco di tempo per rimettere a posto casa mia, perché il disordine si crea in continuazione, fai le lavatrici, insomma, se invece di andare a perdere tempo stai a casa e la metti a posto, è tanto di guadagnato. Però dovreste pensare che se il sistema spinge così tanto perché voi andiate a votare, sicuramente c'è qualcosa che sotto puzza di bruciato, e tanto di bruciato. Noi vi stiamo avvisando, poi fate come volete. Sapete che la signora Ellie Schlein e la sua première dame stanno distribuendo le future cariche del futuro governo Ellie Schlein I. Questi si sentono già con le elezioni vinte, possono farlo solo con una maniera, dando immediatamente 2 milioni e mezzo di cittadinanze se vince il referendum, e poi nei prossimi anni arriveranno altri 5 milioni di cittadini italiani. Sappiate che da quando c'è aleggia il referendum, anche all'estero, anche in Africa se ne sono accorti che c'è questo referendum, gli sbarchi sono aumentati del 40%. Vi lascio immaginare se il quorum viene raggiunto, giustamente tutti i nostri amici che vengono dall'altra parte del Mediterraneo cosa pensano? Italia buono, partiamo tutti, amico, dopo 5 anni faccio venire tutta la mia famiglia, diventiamo tutto italiano buono. Tanto già ne curiamo pochi. Appunto. Io nella struttura in cui sono stato c'era una buona presenza di stranieri come ricoverati, ma soprattutto anche come operatori, come medici, infermieri e quant'altro, insomma, e OS. C'erano pure gli OS che sono quelli che fanno le pulizie, no? E praticamente da 2 di questi parlando, così il discorso è caduto sui referendum, e quella dice no, non è giusto che chi viene qua in Italia, una ragazza del Venezuela, ecco, infermiera, dice non è giusto che questi arrivino dopo 5 anni hanno già la cittadinanza. La cittadinanza è una cosa che va guadagnata e va conquistata. Cioè questa è detta appunto da una ragazza d'origine venezuelana, ha detto questa avrà preso un colpo di sole. Mi è arrivato un altro originario dello Sri Lanka, mi ha detto anche lui la stessa cosa. Dice anche perché tutti gli altri sono tutti quanti ladri, malandrini, tutti quanti che se ti chiedono una sigaretta e tu non gliela dai ti tirano una coltellata, cioè non possono, e anche perché appunto per avere la cittadinanza è una cosa seria, devi essere meritevole. Sì. Perlomeno comunque devi sapere parlare l'italiano e anche scriverlo. Io tante volte che nell'ambito di questa trasmissione, quando parlavo degli ambulanti, dicevo ma certo che non ho capito, io per fare l'ambulante 45 anni fa ho dovuto fare un esame, sostenere un esame. Mi ricordo che lo sostenne assieme a uno che venne con un papillon, una camicia rigata su un abito gessato. Io mi sono preparato per la poesia. E quella è una poesia buona, ce l'ho tutti a memoria.
Comunque appunto quando appunto io mi iscrissi per iscrivermi alla Camera di Commercio ho dovuto partecipare a un esame, insomma, e per vendere prodotti non alimentari. Per vendere i prodotti alimentari invece devi superare un sacco di procedure. Adesso invece voi andate su un mercato qualsiasi, trovate appunto Bangla, cinesi, egiziani, turchi, cose varie che almeno i turchi sono più imprenditoriali, sono già più emancipati in questo senso, ma trovate appunto fruttivendoli che scrivono una zucchini, zucchini, una fragole di Basilicata. €3. Cioè questi non sanno manco parlare l'italiano, soprattutto scriverlo. Dico, in Italia se uno appunto non ha la scuola, quella dell'obbligo, non può manco andare a pulire i cessi, questi invece arrivano, stranamente si ritrovano a essere proprietari, intestatari di licenze e di concessioni per vendere generi Di alimentari. pubbliche concessioni, Sì, poi amici a casa. per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande. Cioè, questi, ma come cacchio hanno fatto? Questi come hanno fatto? L'hanno fatto pagando, perché ci sono associazioni, organi infedeli che in cambio dei soldi piglia e concedono certe agevolazioni, no? Pensate un po', se passasse il referendum, appunto quello sulla cittadinanza, noi veramente avremmo vagonate di stranieri, però ora mi blocco e diamo voce al nostro ascoltatore o ascoltatrice. Ascoltatrice, buongiorno ascoltatrice, chi sei, da dove chiami? Buongiorno Lisetta, grazie. Allora, appunto sul referendum, io ne ho già abbastanza ragazzi, tra le televisioni che non sanno più cosa dire e cosa fare, e poi aggiungo, anzi direi che fanno più per queste qua che quelle politiche. Sì, è verissimo, è vero. Ecco, anche sui cartelli pubblicitari che io sabato e la domenica insomma cerco di andare a vedere, anche perché sono dei paesini carini eccetera eccetera, che sono esposti in ogni paese. Il fatto è che prevale, o meglio sono tutti per il sì. E il no, nessuno si è visto. Possibile che la nostra destra, ragazzi, la nostra destra, non abbia ancora un po' di fantasia anche per il no? Di attaccare via sti benedetti cartelloni anche noi? Elisetta, prova che se si va a votare no, vincono loro. Cioè la vera... se non sei d'accordo... ma no, bisogna avere un po' di fantasia, come ce l'avete voi meridionali. La fantasia non manca neanche a me, anche se non sono meridionale, però non si può arrivare, non c'è un no nei cartelli, ragazzi, ve lo sto dicendo e ripeto, nei paesi che io vado a visitare, così a vedere, e non ci sono tutti i cartelloni per il sì, è uno spavento, tutto bello rosso, ci manca il cuore, poi l'abbiamo finita. Ecco, e ci sono tutti i cartelli con il sì, la gente per forza è ammaliata da queste cose. Sai cos'è Lisetta? Allora, perdonami se ti interrompo, perché no, la noi propaganda... non abbiamo un po' di fantasia, noi della destra abbiamo altri problemi, si vede, non si mette fuori il no. Non ho visto un no, ragazzi, non vi dico palle. Ti posso spiegare una cosa, Lisetta, sai qual è il problema? Che una volta c'era la campagna elettorale che si basava sui manifesti, oggi i manifesti non li mette più nessuno, perché tutti quanti fanno la sono andata io, la mettono solamente... che sono andata in Bersago, adesso vi dico già dove sono andata. Ecco. Ce n'era una trentina. Potremmo suggerire di andargli a strappare. Nella Brianza Rossa. Potremmo suggerire di andargli a strappare. Una volta si faceva. Nella Brianza Rossa. Il problema è che tanti... si fa ancora, ragazzi, perché se li ho visti io con i miei occhietti, non si può andare avanti tu così. Pensi del condominio... La nostra destra non c'è un no, non c'è un no. No, ma comunque noi... Ho paura di perdere i voti la Meloni, non lo so. Noi nell'etero padano... Cacchiate anche qua da Grate dove abito io non lo so. Noi nell'etero padano lo diciamo, non andate a votare, anche perché noi siamo una trasmissione che parla di lavoro. Sì, ho capito, ma non tutti ascoltano la nostra radio, ok? Senza... ma poi grazie a Dio... da parte nostra, magari tutti quanti ascoltassero la nostra radio, magari... C'è la meraviglia. E perciò c'è questo punto di domanda qua che non riesco a risolvere, un po' di fantasia ce l'avranno i ministri che abbiamo al governo, no? Non ci vuole, è un bel quesito, è un bel quesito che poni, Lisetta. Comunque io e qua il mio co-conduttore, che è un meridionale nato a Vicenza,
purtroppo. Sono è la mesi che ci Francesa, sgoliamo come questa si chiama storia qua. Graudi, è la Francesa. Ah, boh. Grazie Elisetta, un abbraccio e non andare a votare. Saluti, buon lavoro e buona Grazie. giornata ragazzi, arrivederci. Grazie, buongiorno e benvenuta alla nuova ascoltatore o ascoltatrice. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sono Nando da Pioltello, ragazzi. Ciao Nando, come Ma la Lisetta è di Agrate, mica lo sapevo io che è di Agrate. Io pensavo che fosse di Vicenza. No, è di origini venete, però è trapiantata ad Agrate, così sappiamo. No, ma ad Agrate c'erano dei leghisti belli tosti, mi ricordo due fratelli, Roby e Aldane, che tutte le notti, dopo aver attaccato i manifesti della Lega, si trovavano a cagare davanti al cancello della villa di Minore Itano. Questa è poesia, questa è poesia. Perché povero quando ti scappa, non fai, scusa. Si poteva fermare anche davanti alla Star. Poi quelli sono i piaceri della vita, mangiare a parte i ricordi di gioventù, no? Volevo chiedere a Mimmo cosa ne pensa degli egiziani, perché parlando seriamente forse mi influenza un po' anche l'inchiesta che sta facendo Il Tempo di Tommaso Cerno su questi qui che comprano edifici, sale del regno dei geovisti, eccetera, eccetera, no? Io degli egiziani sapevo... No, scusa, ci stai dando uno scoop. Gli egiziani si comprano le sale del regno dei testimoni di Geova. Sì, per farle diventare moschee, era uscito sul Tempo di Tommaso Cerno la settimana passata. Chiedo, ci è sfuggito Nando, grazie. No, ma anche altri edifici, ma io vedo, no? Avevo già notato parecchi anni fa un certo movimento economico, ma per gli egiziani cristiani copti, con le pizzerie, i ristoranti, eccetera, eccetera. Quelli vanno bene, anche perché sono fedeli al governo militare di Al-Sisi e quindi non creano particolari problemi. Ultimamente però c'è una crescita economica anche degli egiziani musulmani, vorrei capire se sono quelli della Fratellanza o se sono anche loro quelli laici favorevoli al generale Al-Sisi, perché se fossero quelli della Fratellanza sono cazzi amari, ragazzi. Sì. Vedo appartamenti, interi condomini che un appartamento dopo l'altro vanno in mano ad egiziani. Vedo delle situazioni anche nel commercio ambulante dove sta crescendo la presenza egiziana, magari Mimmo che ha il polso un po' più di me su queste cose, su questi risvolti economici, mi può dire qualcosa. Sì, sicuramente. Grazie. Sì, ciao. Grazie. Ma passiamo un'altra chiamata e poi facciamo un rispostone unico. Buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, buonasera. Dunque io volevo appunto dire che non bisogna andare, perché così diventa, come giustamente viene detto, un no rafforzato. Ignoriamo questo schifo, questa baracca che hanno messo in piedi, anche perché gli stessi che ci volevano intubati, chiusi in casa con il Green Pass, adesso vengono a chiederci il voto. Io non vado a votare perché uno, non ho il Green Pass, due, io sono morta perché a me il vile affarista Urbi e Torbi aveva fatto una conferenza stampa dicendo che chi non si vaccina si ammala, muore e ecco, essendo morta gli sputo in un occhio a loro e ai loro referendum. Ma comunque, date questa notizia che è caduto il governo olandese dopo quello di polacco, adesso che ha messo un presidente della Repubblica voluto dal mio presidente Donald Trump, è caduto anche l'Olanda. Adesso adagio stanno veramente cambiando posizione tutti. Il primo paese che uscirà da questa quarto Reich, che è l'Unione Europea, sarà Orban con l'Ungheria, poi andrà a seguito la Polonia. Speriamo di non rimanere da soli per ultimi, con il cerino in mano. Quindi Meloni, svegliati, quando vai che viene qua Vance, ascolta quello che ti dicono. Entro il 30 giugno cerca di fare qualcosa, ok? Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Vediamo cosa ne pensa Re Sergio, che a lui l'Europa ci piace. Ecco, lo chiamo Re Sergio perché 10 anni di presidente, 10 anni e mezzo di presidenza della Repubblica non si erano mai visti, nemmeno i monarchi durano 10 anni e mezzo sul trono.
Questa è una repubblica, hanno fatto la festa. Io più vado avanti meno me ne rendo conto. Che non è che è una repubblica. Sì, in effetti mi sembra una monarchia, anzi un visirato. C'è il Gran Visir che è Re Sergio e non c'è più la Sublime Porta, perché almeno l'impero ottomano in questo era più elegante, mandava il Visir. Non dovevamo rispondere. Sì. Allora, Egitto, in effetti c'è anche una forte crescita demografica. Sembra che qualcuno, magari la Bruxelles, abbia firmato qualche trattato bilaterale che fa arrivare tutti questi egiziani nel bel paese, perché in effetti si lamentano pure i marocchini, sono tutti egiziani, non si può stare qua. E in effetti sì, c'è una botta enorme di egiziani, ce ne siamo resi conto. Sicuramente c'è un trattato bilaterale Unione Europea-Egitto, perché altrimenti tutta questa crescita esponenziale di egiziani in Italia non si spiega. Per carità, chi viene qua e fa le cose per bene e si integra e lavora è il nostro fratello. Chi viene qua invece per aprire filiali dei fratelli musulmani, come stanno facendo in Francia, perché finalmente qualcuno si è svegliato persino nella Francia di Macron e si sono accorti che esistono enormi pezzi di territorio francese dove la legge dello Stato francese non vale, perché vale tutt'altro, e c'è un piano squallido per realizzare quello che Houellebecq ha scritto nei suoi romanzi. Quindi questo vi fa capire, no? I sovranisti. E poi non andare a votare, me lo ricorda sempre Mimmo, perché se non si raggiunge il quorum, come dice la nostra ascoltatrice, non andate a votare, perché la cosa migliore che potete fare è non andarci. Se voi ci andate e votate no, fate anche beccare 2,50 € a voto alla CGIL come rimborso dei costi referendari. Secondo me questi ci hanno venduto in qualsiasi cosa. Hanno di fatto approvato la riforma Fornero senza un'ora di sciopero. Hanno approvato tutte le porcate durante il Covid della Repubblica fondata sul lavoro, il Green Pass, qualsiasi privatizzazioni su privatizzazioni. Non hanno mai difeso un lavoratore, mai. Quando le famiglie famose si sono portati gli attivi, li hanno messi nelle cassaforti che stanno in Olanda o in Lussemburgo, in Irlanda, rilasciavano le interviste nei loro house organ, rilasciavano l'intervista a Repubblica, alla Stampa, il giornale della famiglia Elkan, e gli andava bene, se ne stavano zitti. Questo mi fa capire quanto siano pericolose queste persone. Secondo me la CGIL dovrebbe cambiare il nome, invece che CGIL, appunto, che la L è quella dei lavoratori, dovrebbe mettere CGP, cioè dei padroni, perché appunto più che fare gli interessi dei padroni, il padronato non hanno fatto. Non hanno più iscritti di fatto. I loro iscritti sono i pensionati che vanno a fare il CAF, vanno a fare la dichiarazione dei redditi, e i migranti. Calcolate, signori pensionati, che se volete, se andate alla CGIL per fare le dichiarazioni, se andate a altri sindacati, ne sono altri CAF, ne sono nati come funghi, pagate anche di meno. E ve la fanno meglio. E ve la fanno meglio apposta, perciò non andate. Non cascateci. Non andate a votare, soprattutto non andate più a dare soldi a certi sindacati che non se li meritano. Perché anche cara Lisetta, ogni no dato sono comunque 2,50 € alla CGIL. Secondo noi la CGIL ce n'ha già abbastanza di soldi. Sì, la voglia. Ecco, potrebbero vivere anche loro in maniera francescana per ritornare allo stile di vita del proletariato, sicché si vada tutti verso il sol dell'avvenire e il socialismo reale, ma che non è vero, è il desiderio in tutti i nostri non cuori. È vero, non possono, perché loro appunto, dato che dalle tessere non possono trarre un lucro, loro hanno fatto un sacco di intestazioni fiduciarie, perciò di fatto la CGIL non c'ha un centesimo. Ovviamente se i signori della CGIL vogliono chiamare 0292947222, diamo diritto di replica. Questo non è il TGR Lombardia, dove sembra che c'è un solo sindacato, la CGIL. Qua diamo la voce a chiunque voglia venire. L'abbiamo sempre data: Will, UGL, CISL, i professionisti imprenditori uniti, gli amici quel pugliese de Casambulanti, abbiamo dell'ANA. Ne abbiamo date poi a tutte le forze di polizia, partendo dalla polizia di Stato, alla polizia locale, il SIULP, il COISP, di tutti.
No, a noi non ci puzza, non abbiamo la puzza sotto al naso come ce l'hanno in Corso Sempione a Milano, dove col servizio pubblico pagato da noi fanno informazione di parte. E se qualcuno della RAI vuole intervenire, 029294 7222. O se volete che noi smettiamo di dire la verità nei vostri confronti, assumeteci. Teniamo bisogno di un lavoro. Tanto già il venerdì mi tocca raccontare un sacco di cazzate. Lasciamo stare. Pubblicità, torniamo subito. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, il meglio del peggio di Radio Libertà, l'autostrada del populismo. Che bello! L'8 e 9 giugno mettetevi sull'autostrada del populismo verso il sole, verso il mare. E a proposito di populismo, leggiamo tutti i nostri WhatsApp che sono arrivati al 340 670 9659. Diamo un po' di populismo a etero unificato. Poi passeremo la chiamata. Buonasera, sono una collaboratrice scolastica precaria. Per entrare in graduatoria ho dovuto conseguire un diploma con una valutazione di almeno 90 su 100. Ho lavorato in scuole dove il 90% dei bambini e dei genitori erano stranieri e pretendevano che io parlassi in inglese perché loro neanche spiccicavano una parola di italiano. Ecco, se passa il referendum, tutta questa gente qua diventa italiana. E quindi, ragazzi, se ce lo dice il popolo, i lavoratori del popolo, poi ci hanno mandato un sacco di belle foto. Ah, questa è Sveva che ci manda le foto. Poi ecco qua. Va bene, qua Lisetta ha ragione, vivono fuori dal mondo, vedi Congresso. Maurizio, ok, e basta, e passiamo la chiamata. Buonasera, chi è e dove chiama? Pronto, ciao, sono Francesco di Arona, un po' che non ci sentiamo. Grandissimo, ciao. Francesco, ciao. Ciao Francesco. Ciao. Allora, io questo weekend sarò ai seggi perché sono scrutatore, quindi so già che mi romperò le scatole, perché immagino che nonostante quello che dicono, sì, le televisioni bombardano di qua, di su e di giù, però noto che non c'è proprio questa informazione che per forza, sì, sono molto vincolati per andare a votare il sì su tutti e 5 i referendum. Tra virgolette si potrebbero fare 4 sì e quello là proprio no, però comunque se uno va, logicamente aumenta il quorum e poi dopo si sa come finisce. Però se non mi ricordo male qualche annetto fa c'era mica quello sulla giustizia, sui magistrati, e cosa dicevano gli altri? Di non andare, giusto? Sì. Se non mi ricordo male. Quindi sono proprio degli ipocriti bugiardi, perché quando fa comodo loro non bisogna andare, mo che fa comodo loro bisogna andare. Cioè, ma ci prendono proprio per gioppini, ma con l'anello al naso. Sì. Io non so onestamente il segretario della CGIL, che nella sua vita è stato molto molto fortunato, mi sembra di capire, che non ha mai lavorato, si spaccia per operaio metalmeccanico, che se ha fatto mezz'ora mi sa che è già tanto, non sa neanche distinguere da una vite del 5 alla vite del 6. Quella è una caratteristica di tanti capi sindacali. Bravo, hai rubato le parole. Cioè, in qualsiasi settore lavorativo, chi fa sindacato generalmente non ha mai fatto il lavoro per cui, diciamo, perché se lavori sei un fesso e non fai carriera nel sindacato, resti a lavorare dove stai. Allora, diciamo che tendenzialmente chi fa il sindacalista non c'ha voglia di fare un cazzo, perché sei sempre a casa con i permessi di qui, di su, di giù, di là e di qui e di là. Penso in tutti i sindacati, poi ci sono quelli che si comportano bene, che lo prendono come una missione e lo fanno
bene il loro mestiere. Siamo pochi quelli che si comportano bene. Solitamente fanno tutto per chiuderli. Siamo pochi. Io sono uno di quello che appunto, a forza di far sindacato a favore dei lavoratori, mi sono preso pure una condanna. Vedi, perché fare il proprio mestiere, perché dire la verità da questo noi si comporta. dice passare per buon passa da cuion, no? Sì, bravo. Praticamente è così, purtroppo. Comunque io mi aspetto veramente che, io sarò lì, mi romperò le scatole. Francesco, però... io non ti sto dicendo niente. No, fai non bene, lo dico a te. fare lo scrutatore. Non lo dico a te, ma lo dico a tutti gli altri, a tutte le altre, saranno salite qualche migliaio che stanno ai seggi. Sì, ma si può anche rendere nulla. O no? No, anche con nulla il quorum viene raggiunto, attenzione. Però tuttavia... io dico una cosa, che c'è anche uno spreco di denaro pubblico, come ci si lamenta sempre, no? A me quei giorni lì me li pagano e in più ho pure anche 2 giorni di riposo compensativo pagato, no? Bravo. Si lamentano sempre, la spending review, non ci sono i soldi, hanno tagliato i soldi anche le province per le manutenzioni delle strade, se fai un incidente con un animale sono cazzi amari, no? Anche se c'è l'assicurazione, sostanzialmente sono cazzi niente, tuoi, no? sostanzialmente e poi sono si buttano via i soldi in questi referendum, che tra l'altro impostato com'è in Italia non è che se vince, poi dopo c'è tutto un processo parlamentare, tutto. Quindi è uno spreco di tempo, è una cosa di denaro, tanto qua in Italia per queste cose ce n'è sempre di soldi, però per aumentare le pensioni, gli stipendi, la sanità, con le liste d'attesa che ci sono, lì non c'è mai niente. Consoliamoci che anche per le armi in Ucraina ci sono sempre i soldi, quelli meno male. È vero, per sforare il budget delle armi, quello lì c'è. Però magari per aiutare la gente disagiata, chi è veramente povero, non si fa finta, specialmente con un referendum di questi che non c'entra niente con gli altri 4, l'hanno cacciato dentro a forza. Immaginiamoci se dovesse vincere cosa può succedere. Io sono dell'avviso che la cittadinanza tu te la devi guadagnare, te la devi meritare. Se tu vieni qua e poi non rispetti neanche nel paese dove ti ospita e ti dà delle opportunità di crescita, di migliorare la tua vita che al tuo paese non puoi avere, devi portare solamente rispetto, che ti abbiamo fatto venire qua, ti abbiamo dato la possibilità e devi ancora venire qui a ringraziare e non a pretendere e volere case popolari, graduatorie, che si sa come funziona, no? Quindi se viene fuori che dovesse vincere malauguratamente, ma non penso proprio, si sa che bagno di sangue, ma penso che la maggior parte degli italiani, come hanno capito 2 anni fa, 3 anni fa, di votare in una certa maniera, penso che non siano con l'anello al naso, la sveglia al collo e la lancia in mano impecorire da questi diciamo bazzapacchi qua, chiamiamoli così. Va. Eppure c'è un Va terzo bene. di italiani che continuano ad andare a votare il PD, quindi un terzo di questi già ci sono. Quindi Sì, vabbè, dispiace, ma è la loro categoria, sì. ma l'utenza è questa, loro lo fanno anche per avere un domani un discorso di eventuali votanti a loro favore, ma non hanno capito che si danno la zappa sui piedi, perché quelli lì ti faranno il loro partito, la fratellanza musulmana, e a te ti fa un pedazzo. Quello del PD è quello che gli tagliano prima la testa, credo. Vi saluto, statevi bene. Grazie. E fate i bravi. Ciao, Allegher. Grazie. Allegher. È il che diventa Neger, come dicono a Milano. Comunque, allora, dato che Francesco sta ai seggi a fare lo scrutatore, però gli altri, gli abitanti appunto della zona del Lago Maggiore, il lago è bellissimo, possono ragazzi. andare al lago, possono andare a fare lunghi bagni, andate al mare, andate in montagna, andate a passeggiare per le campagne, se no andate al lago, non andate nei seggi, capito? Evitiamo di fare il gioco di questa gente che ha sempre tradito, insomma, il popolo e i lavoratori per farsi gli affari suoi, purtroppo, e lo dicono i fatti, cari amici. Allora, noi siamo in campagna elettorale, dovremmo per par condicio dire. No, però scusami, questa a Radio Popolare non mi sembra che ci sia la par condicio. Poi magari sbaglio, se c'è qualcuno di Radio Popolare chiami. Forse, ecco, Sveva ci ha detto che ci sta arrivando una chiamata da Radio Popolare, quindi buonasera amici di Radio Popolare, diamo la voce ai colleghi di Radio Popolare qua su Radio Libertà. Buonasera. Non ti rispondo. Radio Popolare. Stavamo scherzando. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ci sei tu? Sei in diretta, prego. Buonasera. Sera.
Prego. Sono Ornella D'Alecco. Ah, non è Radio Popolare, quindi ci hanno detto male in regia. Posso? Deve. Allora, io invito tutti a non andare a votare, compresa la signora Lisetta. Lo sto dicendo a tutti, ma io penso che non ci sia troppa informazione su questo, perché ricordatevi che Landini e compagni del lavoro non gliene frega niente, a loro interessa dar la cittadinanza, perché per loro sono tutti voti, capito? Non andate a votare. Ciao Carissima, grazie. Vedete, i nostri ascoltatori svegli. C'è ancora un'altra chiamata? Buonasera, chi è e dove chiama? Sono Emilio, telefono dalla provincia di Como. Io sono uno che anche io non andrò a votare, non ho mai votato a sinistra e non vado neanche a un referendum pro invasione, perché sarebbe proprio, ma neanche sotto tortura io ci vado a votare questa gente. Emilio, un consiglio, tu cosa farai in quei 2 giorni? Ma niente, non vado io, sono a casa, mi prenderò il sole sul terrazzo, mi ascolterò la mia bella musica, bella rock, bella così e così. Non me ne frega niente me di queste persone qua, guarda. Ascolti, vorrei andare fuori un attimo fuori tema. Io per quel professore, no, che ha scritto quelle parole indecenti alla figlia della Giorgia Meloni, andrebbe radiato dalla scuola quel signore lì, visto che è così bravo e intelligente. Sì, assolutamente. Vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, vi auguro un buon pomeriggio. Grazie. Ne ho parlato anche con chi fa il collaboratore scolastico e chi indossa una divisa. Aspetta che venerdì non lo consacriamo a chi indossa la divisa. Sappiate che se questo professore fosse stato un uomo con la divisa avrebbe già perso il lavoro. Ecco, questo vi fa capire il paese dove viviamo. Questo sicuramente è un paraculo, perché appunto ha inscenato il suicidio. Sì. Però ha chiamato la preside. Ha chiamato la preside e gliel'ha detto: mi sto ammazzando. E poi se voi guardate la faccia di questo, veramente c'ha una faccia Mimmo, sei l'ombrosiano. Io sono l'ombrosiano, ma guardate la faccia. Lui non voleva, Facebook. è stato l'intelligenza artificiale a scrivercelo. Io non volevo, quello è stato il mio telefono che ha scritto da soli. Io lo pensavo e basta, quello ha scritto, era condiviso. Ragazzi, noi non l'abbiamo detto, l'intelligenza artificiale è pericolosa. Le intelligenze artificiali sono pericolose. Fate attenzione molto, perché questi fanno quel cavolo che vogliono, cucinano, scrivono, mettono su internet, fanno OnlyFans, l'abbonamento, statevi accorti. Comunque c'è una faccia veramente no, non è vero, ragazzi. Non vado oltre. Se voi guardate su Facebook o comunque sui un giornali, un bellissimo ragazzo, insegnante di tedesco, è in cerca di notorietà. Ma qua veramente ci siamo ammattiti. Qua per un po' di notorietà c'è chi spara cazzate, c'è chi spara cazzate appunto sui social e chi appunto invece fa altre cose. Allora vediamo un attimino di ritornare in noi. Questa è la gente che vota il PD, purtroppo, mi dispiace dirlo, ma constato. Di gente strana ce n'è un po' da tutte le parti, che è il mondo che si sta variando. Sì, è vero. Questo è un segno dei tempi, non è il mondo, fratelli. Al contrario, è un mondo avariato. E questo è un segno dei tempi, fratelli. Ma passiamo un'altra chiamata. Oggi le linee scottano. Buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Giorgio da Monza. Volevo dire che anch'io non andrò a votare perché ho paura del Covid. Siamo stati 2 anni senza votare per via dell'epidemia. A me mi è entrata dentro, è una paura folle entrare in quella sgabbiotto dove può aver respirato anche uno infetto. E poi ricordiamoci che il dottor Pregliasco ci ricordò già 2 anni fa di disinfettare l'ematite. Comunque io adesso questo atteggiamento qua un po' scostante, ma oggi ad esempio è venuto quello dell'EN che doveva cambiare per l'ennesima volta il contatore e gli ho detto: scusi, ma lei ce l'ha il Green Pass? No, non ce l'ho. Ma è vaccinato? No. E allora faccia il favore di levarsi dalle palle, perché io quando c'era il Covid non potevo entrare nel vostro istituto, chiamiamolo così, all'Enel, e quindi a lei adesso se non entra in casa mia se non ha il Green Pass, e l'ho mandato via fuori dei coglioni. Raus, fuori
fuori dalle palle. Buona giornata a tutti. Grazie. Ecco, e a me dispiace che il commendatore era nuovo di pacca. Peccato, perché c'era anche lo schermo quello grande 42 pollici. In effetti poi qualcuno magari potrebbe utilizzare la matita per grattarsi alcune zone erogene, quindi bisogna fare attenzione. Signori che andate a votare, se ci andate, attenzione, non mettete in bocca la matita, perché non sapete dove le non infilano, si rosicchiano le matite che trovate nei seggi elettorali. Io da piccolo ho visto una cosa di Cicciolina, non vi dico dove se l'è messa la matita, no, non lo fate attenzione per favore. E sono ancora rimasto traumatizzato, pensate un po'. E io infatti voto con la mia penna. Io porto sempre la mia penna da casa, quella rossa. Così invalidi. Lo so, voto, perché quella rossa con i brillantini non va buona. Però allora andare a votare anche se per fare disegnini e cose varie, no, è un gesto dannoso. Sì. Non bisogna andare. Allora, una volta tanto ci appelliamo al partito degli astenuti. Dei fancazzisti, cioè siamo un popolo di fancazzisti, ora all'improvviso vogliono andare tutti a votare. Ma che vi siete bevuti a casa? Oh, ho capito che la TV, ma vi hanno lobotomizzato il cervello, evidentemente. Io non lo so. Forse nel vaccino c'era qualcosa, una specie di larva di lumacone con poteri cerebrali strani che ha preso il sopravvento e vi dice quello che sono stupito, guarda, sono stupito. Io sono sicuro che il fancazzismo responsabile degli italiani prevarrà. Speriamo. Però insomma noi lo viva il fancazzismo militante. Ecco, perché la verità lo siamo. È per questo che tutti vogliono venire a casa nostra. Però a noi bastano già i nostri. Però io ho notato una sorta di rimprovero, perché in pratica Lisetta ci ha detto qua tutti dove vai parlano tutti questi cacchio di elezioni. In effetti non ne stiamo parlando troppo anche noi, ma d'altronde che cosa dobbiamo fare? Cioè qua dove ti giri e parlano appunto di andare a votare, di votare tutti sì, e noi dobbiamo fare la nostra parte nel convincere appunto i dubbiosi a non andarci, perché ci può essere qualcuno che per esercitare il suo diritto di voto, perché la democrazia è una cosa bella, piglia, anche se non è d'accordo su queste cose, piglia e va a votare. Moglie mia, non andare a votare, stai a casa, andiamo al mare piuttosto. Ecco, andiamo a ballare. E ogni riferimento è puramente casuale. Maria Elena, non piangere, balliamo. Ok, come diceva il nostro grandissimo Ivan Cardia. Allora, qua Carlina ci scrive: bentornato Mimmo, io controllerò la percentuale dei votanti fino alle 14:45 di lunedì. Se viene raggiunto il quorum vado a votare no, altrimenti non vado. Carlina, il problema è che lo sappiamo alle 17 se viene raggiunto il quorum. Cioè non è una cosa immediata, alla chiusura dei seggi viene dato il dato. Tuttavia si capisce, insomma, se l'affluenza è molto bassa, evita comunque di andare a votare. Comunque, se io appunto... E comunque abbiamo un altro contributo audio-video. No, fammi dire prima questa cosa qua. Calcolate che più volte nel giorno ci fanno vedere la Schlein che invita appunto ad andare a votare. Io proprio per questo invece non ci andrei proprio. Io ogni volta che la Schlein dice qualcosa faccio esattamente l'opposto. Eppure lei si sta impegnando per governare, ci ha fatto pure conoscere la sua ragazza Mattarella. La First Lady? Sì, e non ci ha portato manco i pasticcini. Ma dico, cioè, tu vai a casa di papà e del nonno e non ci porti nemmeno i pasticcini per il disturbo? Non c'è più educazione in giro. Io ho capito che non si fa così. Ma quella è una coppia moderna, certe cose non le fanno più. Era meglio prima, allora, quando c'erano i treni a vapore. Contributo audio-video. Fare un ragionamento su questo. Intanto sono 5 referendum. 4 riguardano il cosiddetto mondo del lavoro ed è la parte che la CGIL non ha mai osteggiato, perché queste leggi di privatizzazione, di precarizzazione, penso all'abolizione dell'articolo 18, penso al Job Act, penso alle leggi terribili sulle pensioni, sullo spostamento in là della vita pensionabile di 5 anni per gli italiani, per tanti italiani fatti dalla Fornero, non sono stati osteggiati dalla CGIL e sono stati proposti e fatti dal PD. Quindi sono loro i creatori di questi processi di precarizzazione, di privatizzazione, e cosa fanno adesso? Fanno finta di cambiarli perché non li aboliscono totalmente. Fanno dei piccoli correttivi, addirittura in un caso sono peggiorativi, ma inseriscono questi 4 referendum con il referendum sulla cittadinanza agli immigrati. Ridurre da 10 a 5 anni il tempo per la residenza in Italia per ottenere la cittadinanza è un qualcosa che farebbe avere immediatamente la cittadinanza a 2,5 milioni di extracomunitari in più.
che potrebbero fare i congiungimenti con i loro familiari, che arriverebbero qua, e sarebbe un segnale per nuova immigrazione. In pochissimo tempo lo Stato sociale italiano, quello che ha costruito, diciamo, la difesa del mondo del lavoro negli anni passati, nel secolo scorso, verrebbe a scomparire. Scomparirebbero le pensioni, scomparirebbe la sanità pubblica, la scuola pubblica, i trasporti pubblici. Perché vengono fatte queste cose? Questo è un cavallo di Troia, si fa finta di difendere, diciamo, i diritti dei lavoratori e si introduce l'idea di un esercito industriale di riserva, perché poi se arrivano milioni di persone si abbattono i diritti dei lavoratori anche presenti qua. Perché il PD e la CGIL fanno questo? Ipocritamente lo fanno perché prendono i soldi del referendum se ottiene il quorum, perché prendono i voti dagli extracomunitari se diventano cittadini italiani, e la CGIL perché fa le tessere, perché i lavoratori non si fidano più della CGIL, non fanno più la tessera. I grandi leader della CGIL di Vittorio si ribaltano nella tomba. Qualcuno dice, ma se tu dici di non andare a votare compi un atto anticostituzionale. Cioè, il non votare è anche un atto politico militante. Anche perché quando c'era Napolitano senatore a vita che diceva di non andare a votare per il referendum, la cosa era valida. Adesso se lo dicono altre persone, questo non vale più. La CGIL e il PD sono la massima ipocrisia, sono il tradimento della classe lavoratrice, e quindi il 7 l'8 quando si deve andare a votare, Marco Rizzo non ci andrà, l'8 e il 9 non ci andrà. Ragazzi, allora, proviamo a fare un ragionamento su questi. Ecco qua, ripartito il video. Ragazzi, se ve lo dice anche Marco Rizzo, ve lo dice molto meglio di noi, perché in condensato in 2 minuti ha detto tutte le cose che noi quasi in un'ora abbiamo detto. Non andate a votare, punto. Se poi invece voi la pensate così, fatelo, però peggio per noi tutti, perché in effetti se questo paese, se l'Africa entra in Italia in massa, non c'è più spazio per noi, sappiatelo. La coperta è corta. L'Italia è piccolina, già ora il nostro povero paese non riesce ad aiutare tutti i suoi abitanti. Abbiamo vagonate di giovani che scappano all'estero, 150.000 l'anno scorso. Abbiamo vagonate di anziani che scappano all'estero, perché vai in Portogallo, vai in Bulgaria, vai alle Canarie, sono tantissimi quelli che... vai ad Hammamet, beati loro, sono una vagonata quelli che se ne vanno. Ragazzi, la coperta è corta, già ora noi la famo, con tutta l'Africa dentro sarà ancora peggio. A voi la scelta, potete fare una cosa responsabile, fatevi i cazzi vostri. Sì. Non andate a votare. Sì, in più non so più come ve lo devo dire. Non andate, don't go to the poll station. Non so come si dice. Dillo in pugliese. Non scete a votare, no. Ok? E in Veneto? Non andatemi a votare. Ok? Questa storia qua mi ha fatto venire in mente, mentre Marco Rizzo, mentre il contributo di Marco Rizzo andava, mi ha fatto venire in mente Bersani, con la legge Bersani, che praticamente intendeva appunto prendere e togliere le licenze a tutti i tassisti che si erano comprati a fior di milioni di lire una volta, e vabbè, continuano ancora oggi a fior di migliaia di euro, e praticamente aveva pronto un esercito di stranieri che erano stati regolarizzati con la sanatoria del 92, quando c'era Martelli, e lui già sognava tanti taxi gialli con tutti quanti gli autisti, con certe casacche color marroncino, insomma praticamente la sostituzione etnica partì all'epoca e sta continuando. Se noi facciamo una cosa del genere, la cittadinanza, entro 5 anni veramente ci scaviamo la fossa da soli. Ma la regista diceva che abbiamo altri ascoltatori, vero? No, che la nostra meravigliosa trasmissione sta per volgere al termine. Tuttavia dobbiamo chiuderla come il buon Dio comanda, certo. E anche leggendo i messaggi WhatsApp al 340-670-9659. Luciana da Mugio dice: ragazzi, ovviamente non si deve andare a votare, ma è importante che ci siano i nostri rappresentanti di seggio, bravissima, a controllare quello che probabilmente i soliti si inventano per tentare di spuntarla. Di certa gente scandalosamente pronta a tutto, non c'è da fidarsi. Un saluto cordialissimo, grazie Luciana. Del tutto vero, sappiate che sono ancora abituati a fare le zozzerie ai seggi con i pedini sotto all'unghia, e sono bravi a fare le zozzerie, quelle sono bravissimi. Ma quando hanno fatto le primarie, che sono andati a votare
tutta la comunità rom di Roma, sì, so che... Ma ha votato più volte. Sì, beh, ovvio. Cioè, queste per fare certe porcherie bisogna essere maestri, Sì, loro lo sono. e soprattutto per tradire il proprio popolo, come hanno sempre fatto, soprattutto con gli amici francesi, con Mario Draghi, con i Britannia, le privatizzazioni, Giuliano Amato, Massimo D'Alema, le guerre nei Balcani. Cioè è una saga. Ecco, più ne hai e più ne metti, e potrei raccontare uno spaccato di fregature che il popolo italiano ha pagato con il sudore e con il sangue. Ecco, per una volta diamogli uno schiaffo morale. Questo specie di resa dei conti tra di loro, tra Renzi che prima andava bene poi non va bene, ora torna di nuovo bene perché la Schlein, pur di avere la Carega, farebbe questo e altro. Diamogli un bel segnale, facciamoci i cavoli nostri. E anzi, io oserei dire una cosa, voglio riprendere la battuta di Peppe Grillo: mandiamoli a fanculo. Ecco. Italiani! Ecco, statevene a casa. L'Italia è un paese meraviglioso, ci sono un sacco di cose buone da mangiare, da vedere, da fare, c'è casa da mettere a posto, non so casa vostra, ma io a casa mia, pur essendo un buco, c'è sempre da pulire, cucinare e lavare e asciugare. Io non so voi come facciate, tra l'altro andrò a lavorare quei giorni, comunque consacrerò ogni minuto libero a mettere a posto la mia piccola tana. Bravo, e ci sta. Bravo. Ecco, ordine prima dentro casa per poi portarlo fuori. Dai, allora ragazzi, abbiamo trasmesso tutta una serie di messaggi interessanti come al solito. Manco tanto subliminali, proprio sono stati proprio espliciti. Sì, noi siamo l'etero di Radio Libertà, è così, è molto esplicito. Ci piace che la gente lo vedono e lo sentono, soprattutto a noi piace farci sentire. Vabbè, grazie a tutti per l'ascolto. Posso dire sempre che amo sapere che gli ascoltatori di Radio Libertà sono anni luce più avanti di noi. È una cosa meravigliosa, alla faccia di chi ci vuole male. E alla faccia di chi ci vuole male continuate a restare all'ascolto di Radio Libertà e delle trasmissioni che si susseguono nel nostro palinsesto. Grazie a tutti, buona serata, sempre qua su Radio Libertà. Avete ascoltato Spazio Più.